Allora, con il maestro Claudio Scimone, direttore dei Solisti Veneti. Maestro Scimone, siamo alla vigilia di un'altra stagione importante per il suo gruppo, la sua orchestra da camera. Siamo a pochi giorni dall'avvio del nuovo Veneto Festival. Sì, il 23 maggio alle ore di 21 nella chiesa degli Eremitani c'è l'inaugurazione ufficiale del Veneto Festival 2014. Si apre anche con un evento di grandissima importanza musicale e storica, e cioè la messa per il riscatto degli schiavi di Baldassare Galuppi, il più noto fra i compositori veneziani della seconda metà del Settecento. Si tratta di un compositore che ha vissuto molto e nell'arco della sua vita ha potuto essere contemporaneo sia di Mozart che di Vivaldi, quindi ha unito due epoche, ed è interessantissima questa messa anche dal punto di vista storico, perché richiama l'attenzione sull'attività straordinaria della Repubblica di Venezia. A quell'epoca, per circa 200 anni, molti abitanti delle rive dell'Adriatico venivano presi prigionieri dai turchi o dai pirati barbareschi, e la Serenissima ha istituito una magistratura speciale che oltretutto collaborava anche con degli ordini di frati, poi con tutta un'ampia massa di diplomatici, di trafficanti, per riscattare questi schiavi, per riportarli in patria. È un'attività altruistica molto bella, eccezionale, di questa grande Repubblica. E quando gli schiavi rientrati venivano accolti di nuovo in patria, si facevano delle grandi cerimonie, e Galuppi ha scritto diverse messe per queste cerimonie, e questa è una messa bellissima che rivela un settore ancora poco noto della musica veneziana, cioè la grande coralità della fine del Settecento, praticamente contemporanea a Mozart, ma Galuppi ha molto ispirato